con l'informazione flash di New Sicilia, vediamo insieme i titoli più rilevanti della mattina. In apertura la notte di caos di ieri a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, dove sono stati esplosi colpi di pistola durante una rissa. Lo scontro sarebbe scoppiato nel corso della tradizionale processione in onore dei santi patroni Cosma e Damiano. Tragedia la notte scorsa lungo la strada provinciale di Esci che conduce al borgo di Castelmola. Un imprenditore di 53 anni, Giuseppe Carpita, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. E nella stessa notte lungo la statale 121 catanese ad altezza di Misilmeri un altro sinistro è costato la vita a un 51enne palermitano. Resta in gravi condizioni invece l'uomo di 64 anni caduto per strada a Borgovecchio durante il nubifragio dei giorni scorsi. Mentre era disteso a terra, l'uomo sarebbe stato travolto da un veicolo fuggito subito dopo l'impatto e attualmente ricercato. In chiusura allo sport, domani sera il Palermo tornerà in campo al Barbera alle 20:30 per affrontare il Venezia nella sesta giornata del campionato di Serie B. Sarà una serata speciale per Pippo Inzaghi, ex della gara. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a stasera!